Il Signore è la luce che vince la notte, gloria, gloria, andiamo al Signore, gloria, gloria, andiamo al Signore. Il Signore è l'amore che vince il peccato. Gloria, gloria, andiamo al Signore. Gloria, gloria, andiamo al Signore. Il Signore è la gioia che vince la nostra. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. O Padre, che per mezzo del tuo Figlio operi mirabilmente la nostra redenzione, concedi al popolo cristiano di affrettarsi con fede viva e generoso impegno verso la Pasqua ormai vicina. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal primo libro di Samuele. In quei giorni il Signore disse a Samuele: riempi d'olio il tuo corpo e parti. Ti mando da Jesse Betlevita, perché mi sono scelto tra i suoi figli un re. Samuele fece quello che il Signore gli aveva comandato. Quando fu entrato, egli vide Elia e disse: certo, davanti al Signore sta il suo consacrato. Il Signore replicò a Samuele: non guardare al suo aspetto né alla sua alta statura, io l'ho scartato, perché non conta quello che vede l'uomo. Infatti l'uomo vede l'apparenza, ma il Signore vede il cuore. Jesse fece passare davanti a Samuele i suoi 7 figli, e Samuele ripeté a Jesse: il Signore non ha scelto nessuno di questi. Samuele chiese a Jesse: sono qui tutti i giovani? Rispose Jesse: rimane ancora il più piccolo, che ora sta a pascolare in gregge. Samuele disse a Jesse: manda a prenderlo, perché non ci metteremo a tavola prima che egli sia venuto qui. Lo mandò a chiamare e lo fece venire. Era fulvo, con begli occhi e bello di aspetto. Disse il Signore: alzati e ungilo. E lui. Samuele
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo incastro mi danno sicurezza. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, un tempo eravate tenebra, ora siete luce nel Signore. Comportatevi perciò come figli della luce. Ora il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia e verità. Cercate di capire ciò che è gradito al Signore. Non partecipate alle opere delle tenebre, che non danno frutto, ma piuttosto condannatele apertamente. Di quanto viene fatto in segreto da coloro che disubbidiscono a Dio, è vergognoso persino parlare, mentre tutte le cose apertamente condannate sono rivelate dalla luce. Tutto quello che si manifesta in luce. Per questo è detto: svegliati tu che dormi, risorgi dai morti, e Cristo ti illuminerà. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Gloria e lode a te, Signore Gesù. Gloria e lode a te, Signore Gesù. Io sono la luce, dice il Signore. Chi segue me avrà la luce della vita. Gloria e lode a te, Signore Gesù. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù, passando, vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono: Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco? Rispose Gesù: né lui ha peccato, né i suoi genitori, ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Bisogna che noi compiamo le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno. Poi viene la notte, quando nessuno può agire. Finché io sono nel mondo, sono la luce del mondo. Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: va a lavarti nella piscina di Siloe, che significa inviato. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era un mendicante, dicevano: non è lui quello che stava seduto a chiedere l'elemosina? Alcuni dicevano: è lui. Altri dicevano: no, ma è uno che gli assomiglia. Ed egli diceva: sono io. Allora gli domandarono: in che modo ti sono stati aperti gli occhi? Egli rispose: l'uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, me lo ha spalmato sugli occhi e mi ha detto: va a Siloe e lavati. Io sono andato, mi sono lavato e ho acquistato la vista. Gli dissero: dov'è costui? Rispose: non lo so.
Condussero dai farisei quello che era stato cieco. Era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista. Ed egli disse loro: mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo. Allora alcuni dei farisei dicevano: quest'uomo non viene da Dio perché non osserva il sabato. Altri invece dicevano: come può un peccatore compiere segni di questo genere? E c'era dissenso tra loro. Allora dissero di nuovo al cieco: tu che cosa dici di lui dal momento che ti ha aperto gli occhi? Egli rispose: è un profeta. Ma i giudei non credettero di lui che fosse stato cieco e che avesse acquistato la vista, finché non chiamarono i genitori di colui che aveva recuperato la vista e li interrogarono: e questo è il vostro figlio che voi dite essere nato cieco? Come mai ora ci vede? I genitori di lui risposero: sappiamo che questo è il nostro figlio e che è nato cieco, ma come ora ci veda non lo sappiamo, e chi gli abbia aperto gli occhi noi non lo sappiamo. Chiedetelo a lui, all'età parlerà lui di sé. Questo dissero i suoi genitori perché avevano paura dei giudei. Infatti i giudei avevano già stabilito che se uno lo avesse riconosciuto come il Cristo, venisse espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero: all'età chiedetelo a lui. Allora chiamarono di nuovo l'uomo che era stato cieco e gli dissero: dà gloria a Dio, noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore. Quello rispose: se sia un peccatore non lo so. Una cosa io so: ero cieco e ora ci vedo. Allora gli dissero: che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi? Rispose loro: ve l'ho già detto e non avete ascoltato. Perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi suoi discepoli? Lo insultarono e dissero: suo discepolo sei tu. Noi siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo che a Mosè ha parlato Dio, ma costui non sappiamo di dove sia. Rispose loro quell'uomo: proprio questo stupisce, che voi non sapete di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma che se uno onora Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Da che mondo è mondo non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato. Se costui non venisse da Dio, non avrebbe potuto far nulla. Gli replicarono: sei nato tutto nei peccati e insegni a noi? E lo cacciarono fuori. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori. Quando lo trovò gli disse: tu credi nel Figlio dell'uomo? Egli rispose: e chi è, Signore, perché io creda in Lui? Gli disse Gesù: lo hai visto, è colui che parla con te. Ed egli disse: credo, Signore, e si prostrò dinanzi a Lui. Gesù allora disse: è per un giudizio che io sono venuto in questo mondo, perché coloro che non vedono vedano, e quelli che vedono diventino ciechi. Alcuni dei farisei che erano con lui udirono queste parole e gli dissero: siamo ciechi anche noi? Gesù rispose loro: se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite noi vediamo, il vostro peccato rimane. Parola del Signore. Gloria a Dio Cristo. Cari fratelli e sorelle delle parrocchie di Villanova, di Giussago, di Lugugnana Marina, di Castello e di Brussa, buona domenica! Io e Don Corrado insieme vi auguriamo di poter sperimentare concretamente oggi, anche grazie ai nuovi mezzi di comunicazione,
la vicinanza del Signore risorto, che attraverso i santi misteri si fa prossimo a noi, come ai 2 discepoli sulla via di Emmaus. Il nostro pensiero affettuoso, ma soprattutto la nostra preghiera incessante va a tutti voi che ci seguite, con un ricordo speciale anche a quanti in questo momento soffrono nel corpo e nello spirito a causa della malattia. Desideriamo inoltre essere vicini ai medici, agli infermieri e a tutto il personale sanitario che opera per alleviare le sofferenze dei malati di Covid-19, il cosiddetto coronavirus. A voi diciamo grazie per l'eroica testimonianza che state dando di cristiana umanità. Non ci dimentichiamo neppure dei nostri governanti. La grazia dello Spirito Santo possa illuminarli nel prendere decisioni sagge ed efficaci per contrastare questo nemico invisibile che ormai un mese ci mette tutti in apprensione per noi stessi, per i nostri cari e per tutti i concittadini della nostra amata patria. Celebriamo oggi la 4ª domenica di Quaresima, una tappa che si inserisce all'interno di un cammino in preparazione alla Pasqua, nella quale siamo invitati a recuperare ancora una volta il valore del nostro battesimo. Questo itinerario finora è stato scandito dalle domeniche precedenti, nelle quali siamo stati accompagnati innanzitutto, per così dire, dalle tentazioni di Gesù nel deserto. Quelle 3 grandi tentazioni nella prima domenica riassumevano tutte quelle a cui anche noi siamo sottoposti nella nostra vita quotidiana, dove il pericolo più grande è, al di là di tutto, quello di caderci dentro, perdendo la nostra fede e quindi mettendoci contro Dio, come fecero i nostri progenitori Adamo ed Eva. Ma noi dobbiamo sforzarci di prendere esempio da Gesù, che è il nostro Maestro, il quale, resistendo alle tentazioni nel deserto, ne è uscito vittorioso e dunque ponendosi dalla parte di Dio. Ma come è possibile questo? A questa nostra domanda ci ha risposto, per così dire, la 2ª domenica di Quaresima, con l'episodio della trasfigurazione di Gesù sul monte, dove anche noi, insieme a Pietro, Giacomo e Giovanni, siamo stati raggiunti dalla voce proveniente dalla nube che diceva: «Questo è il figlio mio l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento, ascoltatelo». Abbiamo compreso dunque che possiamo resistere alla tentazione, dunque, ascoltando Gesù, e cioè facendo di lui il modello della nostra fede e il modello del nostro agire, dunque il modello della nostra morale. Ma per fare questo dobbiamo conoscere Gesù, e far ciò significa compiere un percorso, quello che domenica scorsa anche la Samaritana al pozzo ha fatto. Ma oggi ci chiediamo: se noi accettiamo la proposta di questo cammino quaresimale fin qui compiuto, a che cosa andiamo incontro? La risposta ci viene offerta con efficacia dalla prima lettura, dove abbiamo incontrato il profeta Samuele, che riceve da Dio l'incarico di recarsi da Jesse, il Betlemmita, per individuare che Dio stesso, quello che Dio stesso ha scelto per essere il re di Israele. In tale contesto così dice Dio a Samuele: non guardare al suo aspetto né all'impotenza della sua statura. Io l'ho scartato, perché io non guardo ciò che guarda l'uomo. L'uomo guarda l'apparenza, il Signore guarda il cuore. Credo che questo sia illuminante anche per noi in modo particolare, e lo è per 2 motivi. Innanzitutto comprendiamo che quello che conta per davvero davanti a Dio non è quello che possiamo vedere in superficie, all'esterno, ma quello che è decisivo sta all'interno della persona, e cioè nel segreto della sua intimità più profonda. Ciò allora a cui andiamo incontro, se ci impegniamo in questa Quaresima, è
è una nuova mentalità che è parte della fede, la mentalità, quella di Dio, che ci porta ad avere un modo diverso di pensare e di giudicare noi stessi e gli altri. Quante volte, se ci pensiamo, anche nella nostra vita, fratelli e sorelle, il giudizio su noi stessi dipende negativamente e positivamente da ciò che noi valutiamo degli altri. Oggi invece il Signore ci porta ad avere quella saggezza che ci aiuta a valutare noi stessi sempre alla luce del Signore e di ciò che Lui solo vede e sa. Ricordiamo particolarmente a noi che siamo abituati molto spesso a giudicare sulla base di impressioni e di conoscenze superficiali, che il cuore dell'uomo è un grande mistero che solo Dio potrà conoscere fino in fondo e che dunque solo Lui potrà giudicare con esattezza. Ricordiamoci che i criteri di valutazione di Dio, quelli cioè che veramente contano, sono diversi dai nostri. Egli infatti guarda il cuore e non la superficie dell'apparenza. L'episodio di Samuele però ci fa capire anche un altro aspetto importante della nostra vita quotidiana, quello cioè che possiamo chiamare della ricerca di Dio. E ricercare Dio significa capire quali sono i passaggi di Lui nella mia vita. Come possiamo riconoscere questo passaggio di Dio nella mia vita attraverso un pensiero, attraverso un'ispirazione, attraverso un fatto? Ecco che in Samuele Dio stravolge ancora una volta i piani dell'uomo. Non viene scelto come re il più forte, il più grande, il più saggio, il più maturo, e del resto questi sarebbero i criteri nei quali forse anche noi al posto di Dio sceglieremo un re. Ma Dio sceglie invece Davide, il più giovane di tutti, come a dire che nella debolezza si manifesta la potenza di Dio. E già dunque la scelta ricaduta su Davide da parte di Dio ci fa già intravedere quello che noi celebreremo da circa 3 settimane, cioè il mistero della croce. Dio sceglie la sconfitta apparente per vincere, la debolezza più grande per manifestare la sua onnipotenza d'amore. E dunque un criterio importante che diventa anche un messaggio di speranza in modo particolare per noi oggi, in questi giorni di prova. Chiediamoci come oggi il Signore si manifesterà nelle nostre vite, nella mia vita. E allora lasciamoci illuminare dalla scelta di Davide e come Samuele sforziamoci di riconoscere il passaggio di Dio nelle nostre esistenze. Dunque, se noi abbracciamo questo cammino che la Quaresima ci fa compiere, arriviamo dunque a questa nuova mentalità che è la luce della fede. La fede, capacità ricevuta da Dio di vedere le cose in profondità. Se noi dunque accogliamo questa mentalità in noi, frutto di questo cammino, ciò però porta con sé delle inevitabili conseguenze. Di queste conseguenze se ne parla il Vangelo nell'episodio della guarigione del cieco. La prima conseguenza è il disconoscimento degli amici, il disconoscimento di chi ci sta vicino. Effettivamente anche noi forse lo abbiamo sperimentato, lo sperimentiamo o lo sperimenteremo. Quando ragioniamo come cristiani, che cosa fanno gli amici? Gli amici finiscono per non riconoscerci più. Del resto anche Gesù lo aveva detto, lo aveva specificato: come hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi, vi cacceranno dalla sinagoga. Sì, proprio come è accaduto per il cieco guarito. Non solo non riconosciuto dagli amici, non solo però cacciato fuori dalla sinagoga, pure abbandonato dai propri genitori.
E anche questo Gesù aveva chiaramente detto in un altro passo del Vangelo: non sono venuto a portare la pace, sono venuto a portare la spada. E continuando dicendo: ci sarà padre contro figlio, figlio contro padre, e il resto poi lo conosciamo. Vedete, alle volte essere cristiano fino in fondo significa non essere d'accordo con una mentalità così diffusa che sembra giusta, semplicemente perché tutti la pensano così. Il cieco non si omologa al pensiero dominante, il cieco non si omologa al politicamente corretto, il cieco non si omologa alla moda, e proprio per questo resta solo. E anche questo ancora una volta Gesù lo aveva detto: chi vuole essere mio discepolo prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Prendere la croce, fratelli e sorelle, non significa tanto essere consapevoli delle sofferenze che la croce porta con sé, ma significa piuttosto rimanere soli. Era quello che si verificava al tempo di Gesù, quando dopo aver decretato la sentenza e al condannato gli veniva caricato il cosiddetto patibulum sulle spalle, che cosa gli accadeva? Restava solo, nessuno lo poteva più avvicinare. Se anche noi allora vogliamo essere per davvero discepoli del Signore, testimoni di questa nuova mentalità della fede, quella che ci permette di cogliere le persone e noi stessi in profondità per quello che siamo veramente, al cuore, il cuore che conta agli occhi di Dio e al giudizio di Dio, e per saper cogliere il passaggio di Dio nella nostra vita, anche noi allora dobbiamo accettare di correre questo rischio, il rischio di rimanere da soli, il rischio di rimanere non capiti, il rischio di non essere più riconosciuti. E l'unica compagnia in tutto questo, la compagnia che conta veramente, è quella di Gesù. Ne saremo capaci? Davanti a questa parola ascoltata riflettiamo e poi, se abbiamo veramente il coraggio, decidiamo. Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi. Il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Supplichiamo Dio, Padre misericordioso, che in Cristo apre a tutti gli uomini le porte della speranza e della vita. Diciamo insieme: Signore che ami la vita, ascoltaci. Signore che ami la vita, ascoltaci. Perché la Chiesa di cui siamo membra vive ponga sempre più al centro del suo interesse e della sua azione i poveri e gli oppressi, preghiamo. Signore che ami la vita, ascoltaci. Perché individui e popoli non si lasciano travolgere dalla malvagità, dalla menzogna e dall'egoismo, ma affermino sempre e dappertutto la dignità dell'uomo e la verità che ci fa liberi, preghiamo. Signore che ami la vita, ascoltaci. Perché tutti coloro che stentano a dare un senso al vivere e al morire riscoprano in Cristo, vincitore della morte, la ragione per
tornare a sperare, preghiamo. Signore che ami la vita, ascoltaci. Perché le nostre comunità non ignorino le situazioni di bisogno che sono presenti nel loro territorio e sappiano dare una risposta adeguata e generosa, preghiamo. Signore che ami la vita, ascoltaci. Per noi qui presenti, perché possiamo entrare più profondamente nel mistero della Pasqua, per morire e risorgere con Cristo, preghiamo. Signore che ami la vita, ascoltaci. O Dio Padre di misericordia, donaci il tuo Spirito, fonte della vita, perché spezzi le chiusure del nostro egoismo e ci faccia creature nuove nella Pasqua del tuo Figlio. Per Cristo nostro Signore. Pregate, fratelli, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Ti offriamo con gioia, Signore, questi doni per il sacrificio. Aiutaci a celebrarlo con fede sincera e ad offrirlo degnamente per la salvezza del mondo, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi, E con il tuo spirito. in alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e È giusta. veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Nel mistero della sua incarnazione, Egli si è fatto guida dell'uomo che camminava nelle tenebre, per condurlo alla grande luce della fede. Con il sacramento della rinascita ha liberato gli schiavi dell'antico peccato, per elevarli alla dignità di figli. Per questo mistero il cielo e la terra intonano un canto nuovo, e noi, uniti agli angeli, proclamiamo con voce incessante la tua lode. Santo, Santo, Santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna.
nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie e con la preghiera di benedizione lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione. Salvaci, o Salvatore del mondo. Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con i tuoi santi apostoli, San Giuseppe, sposo di Maria, i gloriosi martiri, Santo Stefano e tutti i santi, i nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa peregrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe, il Vescovo Ovidio, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza, nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti. In particolare ti preghiamo per Pier Antonio, Maria, Franco, Giorgio, Angeli Carmela nel suo anniversario, Maria Piandotto, Gianni Sartorello, Ramuscello Emilio e Letizia, Don Luigi Viviani, Don Antonio Scottato, Don Sergio Castellarino, Monsignor Domenico Sigalotti, per i defunti delle parrocchie di Vilanova, Ugugnana Marina, Castello Russa, i nostri familiari, parenti e amici defunti, e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen.
obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Preghiera per la comunione spirituale per coloro che non si accostano alla comunione sacramentale. Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco totalmente a te. Non permettere che io mi separi mai più da te. Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria, ti offriamo il corpo e il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, per il perdono dei nostri peccati, in suffragio dei nostri defunti, delle anime sante del purgatorio, e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Amen. Il Signore è mio pastore, non manca ogni attesa. I bellissimi prati
Preghiamo. O Dio che illumini ogni uomo che viene in questo mondo, fa risplendere su di noi la luce del tuo volto, perché i nostri pensieri siano sempre conformi alla tua sapienza e possiamo amarti con cuore sincero. Per Cristo nostro Signore. Amen. Per implorare la misericordia di Dio in questi tempi di epidemia, il Cardinal Peter Erdo, arcivescovo di Ezersatár Budapest e primate in Ungheria, incoraggia i fedeli con questa preghiera. Signore Onnipotente, Dio dei nostri padri, ti rendiamo grazie per il mondo che hai creato per rendere possibile la vita dell'umanità. Ti rendiamo grazie per tutta la ricchezza del creato e per le sue meravigliose leggi. Ti rendiamo grazie perché siamo sopravvissuti nonostante ogni forza distruttrice e siamo capaci di giungere a sempre nuove scoperte sul nostro mondo e su noi stessi. Ti ringraziamo perché possiamo lottare sia individualmente sia in comunità per la nostra sopravvivenza e per rendere la nostra vita sempre più bella e ricca di significato. Ma prima di tutto ti ringraziamo per averci chiamati alla vita eterna e perché con la morte e la risurrezione redentrice di Cristo, nostro Signore, hai aperto per noi la via dell'eterna beatitudine. Quando ci colpiscono delle calamità naturali contro le quali non riusciamo ancora a difenderci con le nostre sole forze, possiamo sperimentare che la nostra vita è sempre nelle tue mani. Ti supplichiamo umilmente di aiutare gli uomini della scienza a trovare il prima possibile l'antidoto alla presente epidemia. Dona a quanti guidano le nostre società l'accortezza di poter arginare con i provvedimenti adeguati la diffusione delle infezioni, di promuovere la prevenzione e la cura della malattia, nonché la predisposizione di strumenti efficaci per quanti ne hanno bisogno. Dona la tua misericordia e l'eterno riposo a quanti sono morti a causa della malattia. Dona la guarigione ai malati. Dona forza e benedizione ai medici e al personale sanitario per il loro coraggioso impegno. Rafforza in noi la fede, la speranza e la carità, affinché possiamo sostenere con ogni aiuto spirituale e materiale i malati e i parenti, che sono nell'angoscia o nel lutto. Fa che con i nostri comportamenti responsabili possiamo contribuire anche noi a prevenire la diffusione della malattia. Perdona, Signore, ogni nostro peccato commesso in pensieri, parole, opere e omissioni. Santissima Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Beatissima Vergine Maria, salute degli infermi, prega per noi. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, nel nome del Signore andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.